Sport Musile 710 è il progetto presentato dalla città di Musile alle associazioni sportive del territorio e dedicato ai nuclei familiari musilensi con bambine e bambini che frequentano le classi seconde, terze, quarte e quinte delle scuole primarie, ovvero i piccoli sportivi con età che vanno dai 7 ai 10 anni. Il progetto, attraverso un contributo economico erogato alle associazioni sportive, intende incentivare e valorizzare la pratica sportiva nei giovani, costituendo un valore importante sia per il benessere che per l'educazione dei ragazzi. Sì, è un progetto molto importante, è un progetto che vuole diffondere l'attività sportiva in età scolare. Si aggancia al progetto della città metropolitana, ovvero Sei Sport Metropolitano, il quale dà un contributo ai ragazzi della prima elementare. Noi abbiamo voluto integrarlo tramite un nostro progetto, il quale è indirizzato ai ragazzi dai 7 ai 10 anni residenti a Musile che praticano un'attività sportiva indipendentemente dalla società se è iscritta nel nostro territorio o no. E stanzieremo 40.000 euro a bilancio per le stagioni sportive 2019, 2020, 20 e 21 fino alla fine del nostro mandato, grazie comunque al sostegno di una nostra società, ovvero l'Ecopatè, che sostiene la metà di questo progetto. Il progetto si divide in due, daremo un contributo di 100 euro ai ragazzi dai 7 ai 10 anni che si iscrivono per la prima volta a un'attività sportiva, mentre daremo 70 euro ai ragazzi che erano già iscritti a un'attività sportiva nel corso degli ultimi anni e quindi danno una continuità sostanzialmente.